Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Oggi sono sempre qua fuori all'aperto della nostra azienda e sto osservando quanto verde c'è ancora. In realtà ormai la stagione autunnale sta volgendo quasi al termine e anche i lavori all'interno della nostra azienda ormai sono quasi tutti completati. Ormai adesso si stanno facendo solamente quei piccoli lavoretti di manutenzione che prevedono anche, oltre alla manutenzione di tutta l'attrezzatura agricola che è stata usata durante la stagione estiva, prevedono anche quei piccoli lavori di riassetto e di riordino dell'azienda stessa. Un lavoro molto particolare che ogni anno e che negli anni è sempre stato fatto all'interno delle nostre aziende agricole era appunto la copertura dell'aia con la paglia, perché si procedeva a questa attività, questo per proteggere il manto dell'aia dal ghiaccio e dalle intemperie e dal freddo durante l'inverno. Nell'attività, si sa, tutti i lavori venivano fatti secondo la logica della conservazione ed è quello che facciamo anche noi quando studiamo i nostri menù per il fine settimana. La logica della conservazione dei nostri menù è quella del valore tipico, della stagionalità e della ritualità che sempre si sviluppa ed è un caposaldo all'interno delle aziende agricole. Infatti noi proporremo i menù classici della tradizione stagionale, della tradizione contadina, con i prodotti autunnali come la farina di castagne, le noccioline che abbiamo raccolto, le zucche che troverete nelle nostre insalate, nelle nostre paste e come condimenti ai nostri piatti. Se siete curiosi di assaggiare le nostre preparazioni, vi invito a continuare a seguirci sulle nostre pagine social o attraverso le informazioni che troverete nel nostro sito e vi ricordo anche che continuiamo ancora con la preparazione del cibo da asporto. Vi invito a contattarci per avere tutte le informazioni di cui siete curiosi o tutte le curiosità che volete conoscere riguardo alle nostre attività anche in questo periodo e noi saremo lì ad aspettare le vostre chiamate. Vi aspetto, ciao!